48 ore. Lo sportello lavoro ha aperto da appena 2 giorni e già sta ricevendo una valanga di richieste. Usciti dai mesi bui della pandemia, il servizio orientamento e consulenza che il Comune ha dedicato a chi è alla ricerca di un'occupazione sta funzionando a pieni giri. Sappiamo che quella del lavoro è una delle materie di competenza esclusivamente regionali, è altrettanto vero che le amministrazioni sono gli enti più prossimi al cittadino e quindi è importantissimo cercare di dare tutte le informazioni possibili, soprattutto in questo momento. Quello di Vicenza è il primo sportello lavoro aperto in Veneto. Una sperimentazione sostenuta da Palazzo Trissino con Regione, Associazione Nazionale Comuni Italiani del Veneto e Veneto Lavoro. Più che una semplice idea, questo è un azzardo, una scommessa, un'opportunità nella stagione della pandemia. E si tratta di una sperimentazione che abbiamo fatto partire 2 giorni, uno spazio di incontro che riguarda le grandi tematiche del lavoro. Offriamo degli orientamenti personalizzati su tirocini e iniziative riguardanti la formazione, sapendo che orientamento e formazione sono gli step principali nell'ambito della ricollocazione professionale. Verrà dato un sostegno concreto nella creazione del CV e nell'inserimento, cosa importantissima, del curriculum all'interno della banca dati di Click Lavoro e poi tutte le informazioni sulle tematiche delle politiche attive, quindi anche garanzia giovani. Insomma, un ottimo strumento a disposizione dei cittadini.